Ma che caldo fa! Buongiorno ragazze! Allora, oggi in Sicilia ci sono tipo 40 gradi percepiti 120, non lo so. Intanto spero che mi sentiate bene, perché io ho una porta aperta e i muratori accanto che lavorano. Quindi spero che in questo video mi sentiate bene. Perdonate l'outfit molto sbracciato, molto della Maison, però ragazzi non si può stare, io aria condizionata non ne ho, quindi... Allora, oggi stranamente un video spesa, perché sabato sono andata a fare la spesa alla Coop, che è il mio supermercato comunque preferito per eccellenza. E, chi mi segue su Instagram, siccome io quando mi sposto faccio qualcosa, faccio qualche piccola storia, racconto un po' di me, mi ha chiesto cosa hai comprato alla Coop, cosa compri di solito alla Coop, perché vai alla Coop piuttosto che da qualche altra parte. Allora, partiamo dal presupposto che oggi è lunedì e vi faccio vedere quel che è rimasto perché ovviamente una volta che arrivo a casa, una volta che ieri abbiamo preso cioè sabato ho preso delle cose perché mi servivano per domenica che siamo andati al mare, quel che rimane ve lo posso far vedere, ma io non sono una fan patita dei video spesa perché non ho materialmente il tempo. Miei figli appena arrivo a casa, perché come penso tutti i bambini, aspettano proprio la mamma che gli porta qualcosa e quindi poi vedono magari la merenda e mi aprono tutto, quindi non li ho mai fatti questi video, però visto che ve l'avete chiesto, io vado alla Coop sia perché mi piacciono da morire, in primis i prodotti proprio a marchio Coop, sia da mangiare, sia detersivi, sia per la cura della persona, li amo, sia perché tante volte conviene comprare le cose alla Coop perché a giro mettono in offerta un po' di tutto. Quindi bando alle ciance, adesso ti faccio vedere quel che è rimasto. Allora, iniziamo da qui. Le tortine, questa è una delle nostre merendine preferite, è una merenda prettamente siciliana, nel senso che questa azienda è sicula e sembrano dei muffin ma si chiamano tortine e sono della Tomarchio e noi le compriamo sempre perché piacciono a tutti. C'è un camion in sottofondo. Poi olio, ho preso questo olio Dante perché era in offerta, difatti ne ho presi due confezioni, due bottiglie. Poi ho preso anche questo per friggere e io uso questo, mi trovo bene. Che succede? Per quel po' che friggo. Poi, vabbè, questo era insieme a questo, ho preso un repellente per le zanzare. Io non li ho mai usati questi repellenti per le zanzare, però mi rendo conto che con i bambini delle volte forse è meglio dargli una spruzzatina, sempre se funzionano. E c'erano le salviettine e lo spray insieme. Io ancora non li ho neanche aperti perché... fondamentalmente siamo stati a casa, quindi non li ho anche usati, però li metto in borsa, non si sa mai, magari vai in qualche locale, in qualche posto dove c'è qualche piantina, qualcosa. Allora, mi sto squagliando. C'è caldissimo. Comunque, li ho comprati questi repellenti per le zanzare perché non li ho mai usati, vediamo se sono buoni, anzi, se sapete se sono buoni, se ho preso questo ma proprio questo non va bene, scrivetemelo nei commenti. Poi ho preso queste robine da tipini sportivi, sarebbero Enervit, proteine, barrette di proteine. In realtà non le ho prese per me ovviamente, ma le ho prese per mio marito, infatti erano in frigo. Sono belle fresche, non so neanche di che cosa sanno queste cose, però gliele ho prese perché con questo caldo, lui ogni giorno è al lavoro, sotto il sole, senza aria condizionata, magari ha dei cali di pressione, si sente magari un po' più spossato di prima e mi hanno consigliato questi qua perché, mi hanno consigliato questi qua. Un nostro amico che va in bicicletta li usa e ci è venuta la fantastica idea ho detto ma se è uno sforzo fisico andare in bicicletta, perché non deve essere uno sforzo fisico andare a consegnare in giro per la Sicilia con il camion, soprattutto andare anche a caricare e scaricare, quindi da provare, vi farò sapere. Insieme a questo gli ho preso anche
dei flaconcini di, aspetta che ti dico bene cosa c'è dentro, sono questi di Equilibra e si chiamano Energia Più. Dentro c'è aspetta che lo trovo, ok, si fa per ginseng, estratto di cola, estratto di guaranà, vitamina C, vitamina B6 e miele. Sono dei flaconcini da prendere ogni giorno, sono 10 e non lo so, un'alternativa alle classiche polase. Quest'anno non ne abbiamo comprato ancora niente. A me veramente le polase come bevanda dissetante sì, mi piace, però fondamentalmente non credo che faccia granché. A proposito di bevanda dissetante, questa è la mia troca Digercells. Praticamente sono le bustine effervescenti che si usano magari se hai difficoltà a digerire, ti aiutano. Io le uso proprio come bevande. Io lo metto una bustina di questa nella mia borraccia d'acqua e gli dà un gusto secondo me gradevole e mi aiuta a bere di più, quindi queste non mi devono mai mancare. Insieme a questo ovviamente i panetti per fare il latte di mandorla. Il latte di mandorla come si fa? Te lo lascio qui, clicca sulla i e vedrai come utilizzo io questi panetti. Poi merende bambini, non devono mancare mai i Kinder Pinguì, scusate un attimo ma i Kinder Pinguì, loro Kinder fetta al latte, Kinder pane, queste merende un po' più fresche da tenere non ne vogliono, vogliono questo. Poi sempre per loro di Crescendo Coop gli omogenizzati, sì sono belli grandi i miei bambini, però delle volte magari non mangiano qualcosa che preparo io, allora gli faccio la pasta o la pastina a parte e gliela condisco con uno di questi. Oppure se siamo fuori, tipo andiamo al mare, andiamo al bosco, sì, mangiano il panino, mangiano quello che preparo io, però delle volte magari Raffaello è un po' più, come posso dire, un po' più particolare. Lui se dice che non lo vuole, non lo vuole, quindi onde evitare che mi rimane tutto il giorno col pancino vuoto, io mi porto sempre 2 omogenizzati di questi perché poi lo vuole anche suo fratello e comunque io conosco persone che hanno 20 anni e ancora gradiscono l'omogenizzato, sappiatelo. Quindi poi sempre a proposito di zanzare ho preso le spirali da mettere in terrazzo. Queste le usate, vabbè, non c'è niente da commentare perché sono famosissime. Un altro prodotto a marchio Coop che mi piace tantissimo sono le fette di formaggio fuso e noi qui ce le mangiamo così come snack. Sempre un altro, cosa questo ventaglio? Sempre un altro prodotto Coop che compro spesso sono i succhi di frutta per i bambini. Ho preso questo mela, carota e limone che gli piace tantissimo a tutti e due, pesca, e a pera ho preso i triangolini. Questi sono molto comodi da portare in giro perché sono un po' più piccoli, occupano meno spazio, però vabbè, loro li preferiscono perché ci sono tutti i disegni degli animali e quindi. Poi Coop, i croccantini sono le patatine al formaggio e mi piacciono tantissimo questi perché sì, a parte vabbè il gusto che è buonissimo come i Fonzi, diciamolo, e poi perché sono in questi pacchetti da 25 grammi a monoporzione, non c'è bisogno di aprire un mega pacco, ogni volta poi rimane aperto, loro mangiano uno di questo ciascuno e via. Un'altra merenda che loro gradiscono è questa, il pane al cioccolato, ma queste le usiamo soprattutto quando siamo fuori, sia questo che questi, i biscottini, anche per come sono fatti, per come sono confezionati, sono veramente utili da portare in giro e soprattutto per loro. Ad esempio ieri eravamo al mare, sì, il panino lo mangiano, però relativamente, quindi io sempre cerco di portare un po' di frutta, però se poi non la vogliono, fino a quando torniamo a casa hanno fame e cerchiamo di temporeggiare con queste merendine perché mangiare cose pronte in giro anche no, prima no, ora con questo Covid ancora peggio, quindi
Poi super mega fettona di grana padano, questo noi ce lo sgranocchiamo io e i miei 2 bambini perché mio marito formaggio non ne mangia tanto, ce lo sgranocchiamo volendo, se ci impegniamo, anche in 2 giorni, proprio non ti dico in un giorno perché non voglio esagerare, però si è capito. Poi questi sono quelli che ho preparato ieri per la spiaggia ed è il pane, come si chiama? Ah, pan bauletto rustico, buonissimo, non l'ho tostato ma secondo me tostato è ancora più buono. E poi queste pagnotte, questi hot dog morbidoni per i bambini, perché il toast sempre rustico loro non lo gradiscono, quindi ho preso per loro questo. Poi ho preso il caffè per la moka perché vi devo fare il caffè freddo, perché ve l'ho detto che c'è caldissimo e quindi mi devo fare il caffè freddo. E io uso le cialde per la macchinetta, però se devo fare il caffè freddo uso la moka. Pan bauletto bianco, questo non deve mancare mai, perché sia come merenda con la Nutella, sia perché delle volte in sostituzione del pane o dei panini che compriamo giornalmente, piadine o questo, io li tengo sempre in casa. Quindi questi, un altro prodotto a marchio Coop che mi piacciono tantissimo, sono i croissant integrali, però sono quelli semplici perché esistono anche quelli al miele. Io prendo questi perché mi piacciono tantissimo. Questo è un altro prodotto fiore Coop che noi dobbiamo tenere sempre in casa. Se siamo molto rustici qui, per sgranocchiare le cose vogliono a noi taralli pugliesi con olio extravergine d'oliva. Questi pure li apriamo e finiscono subito. Questa è un'altra merenda che piace a Leo, le gocciole. Anzi, mi ha detto mamma poi devi comprare quelle nere, anzi quelle marrone, che sarebbero quelle al cioccolato fondente, mi sembra. I grissini sempre a marchio Coop, che sono buonissimi. E poi passiamo qui al lato detersivi e cura della persona. Allora, ho preso questo, ne ho preso un altro in realtà, però c'ero nell'altro bagno giù, non te lo posso far vedere. Ho preso questo perché sia perché era in offerta, sia perché mi ha convinto tanto latte e oliva, non l'ho mai provato, però siccome lo dicevo anche su Instagram che io ho un problema, non ho il tempo di mettermi la crema ogni volta che esco dalla doccia, quindi capita che se io mi faccio la doccia 2 volte al giorno, anche una volta al giorno, poi dopo mezz'oretta mi sento la pelle, a parte che mi tira, tutta screpolata. Io non sono una persona che ha la pelle molto sensibile. Difatti ho chiesto su Instagram, se non mi segui mi trovi sempre con questo nome, te lo lascio scritto qua, lì praticamente chiedo io consigli a voi. Ho chiesto l'altro giorno che prodotto utilizzano le persone che hanno questo problema alla pelle quando si lavano, cioè esiste un prodotto, un bagnoschiuma che ti idrata un tantino o comunque non ti secca più di tanto, così da poter uscire dalla doccia senza avere quella sensazione di deserto del Sahara, che proprio sembra che la pelle si sta per spaccare tutta. Mi hanno scritto 2 prodotti che io veramente non ho trovato alla Coop. Non so se era in quel momento che non era rifornita oppure se non trattano prodotti, adesso non mi sto ricordando, uno era un Nivea e l'altro non me lo sto ricordando. Comunque ho preso questo con la speranza che, essendo una formula delicata per una pelle soffice al latte e oliva, io possa farmi la doccia senza avere quella sensazione di secchezza subito dopo. Sempre restando sotto la doccia ho preso il Pantene antiforfora e questo lo usa mio marito, e poi ho preso questo shampoo nutriente Vivi Verde Coop, capelli secchi con estratto di semi di lino, di mandorle, estratto di mela, proveniente da agricoltura biologica, nutre e rende morbidi i capelli, senza oli minerali, siliconi, coloranti e profumi sintetici, eccetera eccetera. Io l'ho preso e ti farò sapere su Instagram sicuramente come mi trovo, perché io di solito prendo il Garnier Aloe Vera, però questa volta ho voluto cambiare.
anche perché cerco di non uso prodotti o trattamenti particolari per i capelli, però cerco di non abituare i miei capelli o comunque il mio corpo a un determinato prodotto, vario più o meno sempre. Poi anche se mi trovo bene alterno quello che uso di solito magari con questo. Poi ho comprato anche questa, la Nivea. Io non l'avevo mai comprata fino ad ora, però una crema così pastosa, così densa, secondo me deve essere presente in ogni casa, perché l'altro giorno ho fatto così e avevo i gomiti ruvidi. Ho messo la crema normale, quella che uso per il corpo, quando ho il tempo, però non mi dava quella sensazione proprio di nutrimento, di morbidezza. Ci metti una sbalmatina di questa praticamente, che non so se gli inci siano buoni oppure no, forse no, perché se non mi ricordo male ce ne sarebbe da dire su questa, però ogni tanto, voglio dire, se la usiamo non è che succede chissà che cosa. Poi ho preso, che adoro, per i bambini Crescendo Cop, il bagno schiuma bagnetto delicato. Io di questa linea uso lo shampoo, il bagno schiuma e la crema, per chi se la fa mettere, perché c'è Leonardo, il mio grande, che quando sente che gli devo mettere la crema anche al mare impazzisce. Invece l'altro, Raffaello, il piccolo, si mette così, lui è tipo in una spa, si fa massaggiare, si fa spalmare, niente, Leo non ne vuole sapere di che, è una battaglia quando andiamo al mare. Poi ho preso prodotti che compro sempre, i detersivi per il bagno, questo qui per il VC e questo qui un gel proprio generico per pulire il bagno. E poi compro tanto questi, che sono praticamente i saponi per le mani. Si vede? Si vede, sì, c'è troppa luce. Sapone liquido idratante. Questo è al gusto di glicerina naturale, olio essenziale di cedro e paciuli. Io questo lo metto nel nostro dispenser, quello che ho in bagno. Invece di comprare questi, i flaconcini, ogni volta compro questi, perché così facendo si ha il 70% in meno di plastica, e nel mio piccolo cerco di fare qualcosina anch'io. Anzi, a tal proposito volevo aprire un discorso, no, non lo apro qui in questo video, magari poi ne facciamo un altro, però tu che stai guardando questo video, se hai fatto delle scelte ecosostenibili nella tua vita che ti hanno cambiato il modo di comprare, il modo di fare, ad esempio, che ne so, comprare il depuratore dell'acqua, oppure per evitare comunque di comprare l'acqua in bottiglie, comprare questi come si chiama questo detersivo in queste buste, ecco, busta si chiama, in queste buste piuttosto che nei flaconi, perché così facendo riduci un po' il consumo della plastica in generale. Fammelo sapere, così da raccogliere un po' i consigli green di tutti noi e magari divulgarlo e far sì che diventino anche le abitudini per le altre persone. Arrivo, meno male che avevo finito, Raffaele deve fare pipì. Comunque scrivimi nei commenti intanto se ti è piaciuto questo video, i tuoi consigli ecosostenibili, cosa fai tu nella tua quotidianità per cercare di consumare meno plastica, per aiutare il pianeta in qualche modo, e basta, andiamo a fare la pipì prima che ciao!